1.100 nuovi casi di malati di tumore in un anno nell'ULSS 3, 437 donne, 659 uomini, un incremento del 5% nel 2015, in linea con i numeri della Regione Veneto, dove si tocca quota 280.000 diagnosi di patologie tumorali. Dati che fanno riflettere, se si fanno un paio di considerazioni. La prima, 50 anni fa si presentava un caso di malati su 10, oggi siamo a 3 su 4. La seconda, la sfera femminile è in netto aumento rispetto al passato. Quali sono i tumori più diffusi sia nella popolazione maschile che in quella femminile, qui nel Bassanese? Rispetto alla situazione veneta, per la donna il tumore alla mammella e per l'uomo il tumore alla prostata. Poi ambedue, il tumore al colon retto e il tumore al polmone, nell'ordine, quindi 1, 2, 3. C'è da dire che per quanto riguarda prostata e mammelle in particolar modo e colon retto esiste anche tutta quanta una procedura di prevenzione. Esiste una procedura di prevenzione non solo tramite gli screening, ma anche tramite le modalità con cui i servizi, sia ospedalieri che territoriali, sia di ricovero che domiciliari, operano riguardo alle modalità di stile di vita e alle modalità con cui potersi controllare regolarmente. Da un lato prevenzione, dall'altro supporto a chi già soffre di patologie oncologiche e ai familiari, con il supporto proprio dei volontari. Esempio l'associazione oncologica San Bassiano Onlus che il 5 ottobre attiverà il quinto corso di formazione. Il nostro corso riguarda un'importante possibilità di formazione personale per capire un pochino di che cosa si tratta e per imparare ad averne meno paura. D'altra parte invece cerchiamo di aumentare quello che è il senso di solidarietà sociale e quindi l'importanza di dedicare un po' del proprio tempo a supporto di persone che stanno attraversando un momento di malattia e che magari si trovano ad attraversarlo in solitudine.